Forza Italia scende in campo con la squadra in appoggio al candidato sindaco di Bassano Nicola Finco. 24 nomi, 12 donne e altrettanti uomini, guidati dal capolista Mariano Scotton, che, lo ricordiamo, dopo la sua candidatura a primo cittadino di Bassano, ha deciso di sostenere la corsa del leghista Finco nell'ottica di un grande centro, facendo un passo indietro, anzi. Ho fatto un passo al lato perché io sono uomo di squadra e ho cercato di aggregare le più forze possibile e ci siamo parzialmente riusciti in quanto che noi siamo in coalizione, ovviamente Forza Italia, Cittadini di Bassano, Lega, Italia Viva, Democrazia Cristiana e noi moderati, quindi diciamo un obiettivo di allargamento che è riuscito, vorrei dire, e potrebbe essere anche un laboratorio interessante per il futuro, non solamente per Bassano. Ci siamo concentrati soprattutto sui programmi e sulle persone e ringrazio Forza Italia per il sostegno che mi sta dando, ringrazio anche Mariano Scotton che è stato uno dei primi candidati sindaco che si è messo a lato per sostenermi, dimostrando che insomma prima delle persone noi abbiamo messo la città di Bassano del Grappa e sicuramente siamo convinti che porteremo a casa un grande risultato per amministrare questa città nei prossimi 10 anni. A supportare il candidato sindaco Finco anche il segretario veneto di Forza Italia, tra le altre cose già sindaco di Verona Flavio Tosi, in lizza oggi per le europee. La città di Bassano, città importantissima di questo territorio, città ricca, città che ha delle grandi possibilità e opportunità, un grande ospedale da potenziare e mantenere per quello che è il punto di riferimento del territorio. Serve un'amministrazione forte, valida, fatta di amministratori capaci che abbiano tutti i riferimenti in regione e al governo, perché poi serve anche quello. E quindi come Forza Italia abbiamo scelto di appoggiare Nicola con una bella lista, una lista fatta di 12 uomini e 12 donne, giovani, meno giovani, quindi era una rappresentanza davvero completa del bassanese e quindi contiamo di poter dare un appoggio e un apporto fondamentale alla futura guida di questa città.